Presidente, una nuova iniziativa che dà l'input per la nuova stagione teatrale che partirà sabato. Sì, un weekend importante per il Teatro Pirandello perché, come dice lei, sabato prende avvio la nuova stagione teatrale 2025-26 e oggi un prodromo, stiamo presentando uno dei 3 progetti speciali che avevamo già per grandi linee illustrato in sede di presentazione del cartellone, progetti speciali ideati e curati dalla direttrice artistica Roberta Torre. Oggi entriamo nel cuore di uno di questi 3, il Pirandello Fringe Festival, che è un progetto che si innesta nel solco che aveva già tracciato questa governance, cioè quella di avvicinare sempre più il teatro alla città, creare una vera e propria simbiosi tra teatro e città, un teatro quindi che esce fuori dalle proprie mura e che va nei luoghi della città a portare la propria attività. Tutto questo e anche questo aspetto è in linea con quello che sino adesso abbiamo fatto, avviene con le collaborazioni istituzionali di primissimo livello, a cominciare dal Polo Universitario di Agrigento, il Teatro Stabile di Catania, il Quotidiano La Sibile di Catania, il Quotidiano La Sicilia e tutta una serie di personaggi, di professionisti di altissimo livello che verranno ad Agrigento a tenere delle masterclass, così come concordato con la nostra direttrice artistica. Insomma, un bel progetto che lancia il teatro. Parliamo di questa iniziativa che interessa il Teatro Pirandello verso la formazione professionale dei giovani, con al centro appunto il drammaturgo agrigentino. Sì, il Pirandello Fringe Festival è un laboratorio teatrale dove ragazzi e compagnie si iscriveranno, faranno delle proposte al teatro e attraverso dei corsi di drammaturgia, dizione ed altre forme d'arte metteranno assieme uno spettacolo teatrale che poi a fine del percorso del Fringe Festival verrà messo in scena. Quindi è un'opportunità per i nostri giovani, per chi si avvicina al teatro, per poter esprimere la propria arte e per poter dare l'opportunità di avvicinarsi alle attività teatrali. Parliamo della stagione teatrale, della nuova stagione che partirà sabato. Sì, con grande entusiasmo sabato e domenica cominceremo questa nuova stagione teatrale del Teatro Pirandello, targata Roberta Torre, e ospiteremo uno spettacolo della compagnia Finzi Pasca di Zurigo, Svizzera, che porterà in scena lo spettacolo Prima Face, quindi uno spettacolo che sta girando tutta Europa, che affronta un tema importante, il tema della violenza, ma in chiave artistica a 360 gradi. Proseguiremo con lo spettacolo a fine mese di Massimo Ghini, Il Vedovo, per poi andare sullo spettacolo natalizio, il musical A Christmas Carol, che è di produzione romana. Poi avremo a gennaio Marisa Laurito, poi ci sarà l'Otello di Giorgio Pasotti e tante altre iniziative che insieme a questi progetti speciali che abbiamo portato oggi il primo si concretizza, offrirà, spero, al nostro pubblico un'offerta culturale completa. Io vorrei che passasse il messaggio che il Fringe Festival è un'operazione importantissima per un autore come Pirandello, che è giustamente sacralizzato. Questo uscire fuori dai luoghi canonici, entrare nelle strade, lavorare con i giovani, attualizzarlo, contemporaneizzarlo, è una idea di Roberta Torre, e ringrazio anche la Sicilia e il Teatro Stabile di Catania che partecipano a questo evento. È un'idea che può davvero dare nuova vita all'opera pirandelliana, non che ne abbia bisogno, però vedo che le nuove generazioni, per esempio, riscoprono, grazie a operazioni del genere, autori come Shakespeare. Ecco, Pirandello, per tutta la sua opera,
il problema dell'identità in un periodo in cui siamo con queste identità digitali, per tutto il suo lavoro sul metateatro. È un autore che da questo punto di vista può essere veramente riscoperto per le nuove generazioni ed ha una importanza della quale ancora non ci si è resi conto. Quindi lavoreremo in questo senso. Io da parte mia ringrazio tutti, il dirigente è un posto meraviglioso dove fare una cosa del genere, quindi l'idea di fare un fringe, cioè un luogo così ai margini e quindi entrando nella città, credo che sia una grande operazione che Pirandello senz'altro merita. Siamo con la nuova direttrice del Teatro Pirandello, ecco una stagione che partirà sabato prossimo, ma intanto oggi si organizza una nuova attività culturale. Allora sì, parliamo del Fringe Festival, un festival che dà spazio a nuove drammaturgie, a nuovi autori. Ci sarà uno stage molto importante di drammaturgia condotto da Ottavio Cappellani. Questo è un progetto che nasce in collaborazione con l'Università di Agrigento, con il Teatro Stabile di Catania e con la Sicilia di Catania. Quindi abbiamo cercato di fare un'unione, una coesione di varie forze per dare la possibilità a 15 nuovi autori di lavorare sull'opera di Pirandello, quindi di lavorare sulle novelle di Pirandello e di mettere in scena gli esiti di questo progetto in vari luoghi della città di Agrigento, in luoghi iconici, in luoghi storici. Quindi tra maggio e giugno verranno messi in scena gli esiti di questi stage e ci sarà una giuria popolare che deciderà il vincitore di questa rassegna e al vincitore, che sarà uno, verrà data la possibilità di mettere in scena il suo progetto nella stagione teatrale 26-27, quindi la prossima stagione. Sarà come dire, una possibilità di formazione, cioè io credo molto che il territorio possa essere fertile per far nascere nuovi autori, nuovi drammaturghi. Del resto un territorio come quello agrigentino ha dato i natali a personaggi molto illustri. I geni di questa meraviglia saranno rimasti, secondo me, anche nelle nuove. L'Università di Palermo e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento sono felici di abbracciare, diciamo, questa collaborazione con il Teatro Pirandello. Diciamo, c'è stato un bellissimo dialogo con la direttrice del teatro, la regista Roberta Torre, per cui è nata questa iniziativa che coinvolge l'università in maniera diciamo, molto interessante e profonda. Il Pirandello Fringe Festival è un'attività, un'iniziativa che vuole coinvolgere gli aspiranti attori, scenografi e l'Università di Agrigento vuole promuovere questa azione di apertura del teatro alla città. Abbiamo impegnato i nostri dottorandi di ricerca e diciamo, coinvolgeremo diciamo, tutte queste gli attori, i docenti della masterclass e gli studenti, diciamo coloro che parteciperanno proprio all'interno delle nostre aule per formarsi attraverso queste figure importantissime del cinema. Poi devo dire in questa azione di apertura alla città l'università ha contribuito selezionando dei luoghi in una sorta di mappa pirandelliana che rendono evidente il rapporto di Pirandello con la città, ma soprattutto hanno lo scopo di rimettere in discussione alcune parti della città che sono veramente molto importanti, e questo il teatro, la narratività insita nel teatro e la letteratura possono farlo, ridare un nuovo senso ai luoghi e fare rinascere così la nostra Agrigento. Generazioni.